Lo Scottis. Tante volte abbiamo presentato questo bellissimo ballo fortemente identitario dell'area settentrionale della nostra isola. Insieme a Paola Sanna 15 anni fa siamo stati coinvolti insieme a tanti altri artisti e musicisti, perché Paola, una ragazza che è originaria di Castelsardo, aveva tutte queste bellissime intenzioni, il desiderio di presentare una tesi di laurea che continua ad essere l'unica dibattuta al mondo sullo Scottis, questo ballo un po' particolare. Noi abbiamo collaborato con Paola, ha redatto 54 pagine, non è facile, è facilissimo parlare dello Scottis perché arriva nella nostra isola in un'epoca, in un periodo un po' particolare, la prima guerra mondiale, insomma tanti fatti e antefatti che comunque hanno portato dei ragazzi militari inglesi però di origine scozzese a collaborare soprattutto nei momenti pochissimi di pausa a far festa insieme alle comunità galluresi negli Stati, e quindi nasce questa bella amicizia, questa bella ascendenza, noi che gli impariamo quello che loro chiamavano il salto sardo, mentre loro ci hanno insegnato questo qua, lo Scottis. Memoria